Un applauso a questi cavalieri che daranno vita, speriamo, a uno splendido spettacolo. Ecco che continuano a sfilare i cavalieri dei vari paesi. Alcuni di loro sono in maschera. Complimenti. Verticata, eccolo che avanza, niente da fare, voleva trascinarsi via anche 2 anni, cosa che capita, andrà meglio la prossima volta. Ecco, si prepara a partire un altro cavaliere. Ecco che si appresta appunto nuovo cavaliere. Ricordo appunto che gli anelli finora infilzati sono 4. Il primo è stato infilzato da un sardarese, il signor Tati Vitale. Ecco Ablisa col numero 10, guidato dal signor Orru Bruno di Guasila. Purtroppo non è riuscito ad infilzare l'anello. Eccolo che rientra il cavaliere. Ripeto, il cavallo si chiamava Ablisa, era guidato dal signor Orru Bruno di Guasila. Un applauso. Questi cavalieri che sono qui intervenuti per la buona riuscita di questa manifestazione. Ecco cavallo di Cuspini guidato dal signor Desiderio. Il cavallo si chiama Bianca, è un arabo russo. Il signor Desi aveva il numero 13. Applauso a questo cavaliere.
Complimenti, un applauso, veramente un bellissimo esemplare di cavallo. Cavallo esemplare di cavallo. Cavallo esemplare di Opla, complimenti, ecco un'altra stella che va ad aggiungersi. Ecco qua un altro anello e siamo a 7. Complimenti, veramente dei bravi cavalieri che prendono con impegno questa manifestazione. Veramente meritano un applauso. Accidenti, cose che capitano purtroppo. Andrà meglio la prossima volta. Un applauso comunque. Sono cose che capitano. Sono cose che capitano. Un applauso comunque, coraggio, dai. Si vede che si era dimenticato qualcosa alla partenza e anche questo cavaliere. Si presta a partire il cavallo Lady Barbara col numero 18, guidato dal signor Puzzolu, anzi questa è una ragazza, almeno dovrebbe essere una ragazza, si chiama Puzzolu Gabriella di Monserrato, col numero 18. Un applauso e ci ha riprovato, ma Ero Davide di Quartu Sant'Elena. Nina porta il numero 19. Un applauso, anche se Sant'Elena col numero 20. Eccolo che parte. Sembra ben intenzionato, adesso vediamo cosa succede. Eccolo, mancata. Ricordo il cavallo era Falco Nero, guidato dal signor Barba. Un applauso a questo cavaliere, rispetto al cavallo Falco Nero, numero 20. Eccolo, niente da fare. Un applauso comunque. Ricordo che il cavallo si chiamava Pasquale, è un anglo arabo-sardo ed era guidato dal signor Diana Salvatore di Quartu Sant'Elena, con numero 22. Un applauso, signor Diana Salvatore, montava il cavallo Pasquale. Signor Usai Gemiliano che monta il cavallo Gemmi. Opla, niente da fare neanche stavolta per la... Vediamo. Eccola, un applauso e siamo a 8.
Aspetta così, poi tanto. spezzate. Canta? 19 facciamo come Aspettate, ci butto lì di uno stiamo sorridendo. Mette le mani in cielo, un applauso al signor Pisano Raimondo col cavallo battagliero e si vede. Adesso per spezzare un po' con lo spettacolo introduciamo i cavallini della Giara guidati dai giovani cavalieri che abbiamo visto prima. Entra questa giovane cavallerizza, coraggio, peccato, un applauso comunque. Prova un'altra volta! Un applauso di nuovo. Ecco il cavallo è l'Arrone, un cavallino della Giara, guidato appunto da Onnis Maria Bambina di Sardara, col numero 42. Un applauso anche a questo giovane cavaliere. Ecco il cavallino che... Coraggio, coraggio, niente da fare, purtroppo. Comunque, meritano sempre un applauso perché fa piacere. Prova da questa parte, che aumenta! No, la tosse la bambina. Niente da fare. Meglio non insistere. Ecco che arriva. Piano piano. Ehi, Bene, come vedete fa piacere ogni tanto. Questo piccolo intermezzo ha creato un po' di allegria. Complimenti. Un applauso comunque, dai, adesso glielo possiamo fare. Così corre un po', dai. Con i... Tatti, ecco. Oh, eccolo. Ah, ecco. Sì, Murro Antonio. Ecco, il cavallo doveva essere, mi dicono, Stellina, guidato da Murro Antonio. Ecco, ci riprova, a quanto pare questi cavallini sono molto, hanno paura della gente. Per cortesia non incitate, non gridate perché il cavallino appunto si spaventa, potrebbe succedere qualcosa al fantino. Abbiate pazienza. Purtroppo tutto non sono più venduti. Vagabondo, il cavallo si chiama Vagabondo, ecco niente da fare purtroppo, era guidato dal signor Azzeni Paolo.
di Sant'Andrea Frius. Il numero ci ha ritentato al rientro, complimenti, comunque è riuscito a infilzare un nuovo anello e siamo a 10. Ecco che parte un nuovo cavaliere. Opla, niente da fare. A quanto pare a questi gli fa meglio il ritorno. No, il cavallo era piccione. Partito Palomino, guidato dal signor Franco Banchero. Niente da fare comunque. Un applauso al cavaliere, bellissimo cavallo Palomino. Signor Spillo Roberto è di Quartu Sant'Elena. Niente da fare per Carolina e il signor Spillo Roberto. Un applauso comunque a questi cavalieri. Si appresta a partire Fiorella, guidata dal signor Frau Giuseppe di Sant'Andrea Frius. Fiorella porta il numero 27. Eccolo, è partito in questo momento. Il cavallo è Fiorella, razza anglo-arabo-sarda, guidata dal signor Frau Giuseppe di Sant'Andrea Frius. Opla, niente da fare, complimenti. Ricordo che devono correre ancora altri 17 cavalli, dopodiché inizieranno le pariglie. Se non piove. Ecco, si appresta a partire Gitana, guidata dal signor Melis Luigi, sempre di Sant'Andrea Frius, col numero 28. Accidenti, sbagliato all'ultimo momento, mascherato. Opla. Eccolo che sfida di nuovo. Ecco qua per una velocità. Ecco il cavallo Narda, guidato dal signor Meloni Andrea di Sant'Andrea Frius. Si appresta a partire il cavallo Orchidea con le riva. Accidenti, scivolato. Una buccia di banana. Numero 32. Numero 31, scusate. Ciao. Che stia non faccio un Eccolo che arriva. Eccolo, niente da fare. Siamo fermi sempre a 10, sono 10 gli anelli finora infilzati. Niente da fare. Questo è il signor Sani Agostino in sella a P. Un applauso
questo cavaliere, il signor Sari Agostino, in sella Pilio. Eccolo che arriva, eccolo, complimenti, un altro anello, No, da posto bene sta bacchetta. A Pruma, a livello invece che anda lei ci commenta camminando, questa bacchetta va a raccontare, invece da posto a livello bene. Dipende su guardo. Sì, non conta su guardo, per guida lei non deve andare diritto. Sì. Ma se guarda a Falco. Moss, guidato da San Giovanni Suer, numero 35. Niente da fare, ci ha tentato anche il rientro, ma non c'è stato niente da fare. L'anello è rimasto al suo posto. ciao. E deve essere fuori, sai. Bellissimo cavallo. Opla, un'altra stella, un altro anello, scusate. Ma qui come si troppo veloce. Da Pruma, a livello nella guidania. Massimo, perché La volta che è puntata su 6 ci commenta per l'open allora puntata su 6 La madonna, lì è rotto già. a rutto Ma quella rotrola fa. lì è rutto però Come ti frenare? a frenando è a rutto fa scampo se genazzi Se pensa a partire, devi tornare a 4 ore. Eccolo che ci riprova. Complimenti, un applauso a questo cavaliere. Si presta a partire, ripeto, Cadeo Gianluigi, in sella Pedro Elmas di Sarda. Ecco, è partito in questo istante Pedro Elmas con in sella Cadeo Gianluigi di Sardara. Vediamo un po' cosa riesce a fare. Eccolo, opla! Un applauso. Signor Cadeo, complimenti. Vediamo un po'. Io Giovanni. Opla, niente da fare, è caduto l'anello, ma non è stato infilzato dal cavaliere. Complimenti comunque al cavaliere, il signor Cadeo Giovanni, in sella a Stella. Il signor Cadeo Giovanni è di Sardara. Marco Onnis, in sella Narenda. Marco Onnis è di Sardara, come vedete non è riuscito comunque a infilzare l'anello.
Ripeto, signore che prima ha preso la stella, il signor Gianluigi Caddeo, eccolo che rientra, comunque non è in sella al suo cavallo, si vede che, ma vediamo che non ha niente, ecco, vediamo un po', niente da fare per il signor Serra, in sella a Mammo, l'anello è rimasto al suo posto. Ma Gianni Un applauso al signor Serra. In sella niente da fare questa volta, non è riuscito a fissare il freno. Non così ne voleva. Ma così non cammina nulla, perché è battezzato questo? Questo poverino, ecco forse no. A Rocco poi due clic. Cavallino della Giara. Un applauso al signor De Montis, complimenti. Sono signori Deiana Roberto e Deiana Agostino. Mica ha fatto male a me lo stesso. Bello quando correndo sta comunque su si guarda niente. Correva con un senso. Questo che va, si guarda perché non fai Vabbè, si stanno molto. Così bene. Cioè compriamo anche noi così bene. Quando diventiamo ricchi? E quando? E a te lo stai dicendo quando? Bel 13. Eccolo che sfidano di nuovo, un applauso a questi cavalieri che fanno queste evoluzioni sul cavallo, veramente bravi, complimenti. E adesso sta cenando il fresco. Torniamo dopo. Che arrivano, guardate che bravi, complimenti, un applauso a questi bravissimi cavalieri. È stanca pure il cielo. Cosa senz'altro, dove si trova? Sta facendo? Dai Agostino, ciao! Ciao Agostino! Ma adesso me l'hai detto? C'è una cosa. Ciao Marco! Un applauso, eccoli che passano di nuovo, sono veramente bravi, complimenti. Paolo e Giuseppe Perez. Vediamo cosa saranno in grado di fare questi bravi cavalieri. A te sbari pure, non è che fatto la tua cantellata. Con la ripresa mi prendendo un cavallo tutto. Ci gasta questa ripresa questo, se no quanti sono. E quindi che si guarda quando Massimo, gira questa macchina presa. Per senso contrario. Dai, dai.
applauso, eccoli di nuovo che sfidano, eccoli, ha perso anche la maschera uno dei cavalieri. Sto dicendo, l'associazione Cavallo Sardarese ringrazia anche la popolazione. Eccolo un po', ecco, che bravi, perfetto, un applauso, veramente in gamba questi cavalieri, veramente un'ottima rappresentazione. Bravi, però bravi per battere le mani. Vabbè, bravo. Spatti che me ne andava, spatti. Niente più sardi. Tante cose più belle. Questi giovani dell'appello sono i migliori in questo tipo di opera. La macchina. Perché sono di casa spatti? Arroce da quello. Ma simulato che sei troppo a casa. Un applauso, veramente bravi, sono veramente in gamba, complimenti, veramente belli, bravi. Speciale. Che ripartono, vediamo un po' cosa riescono. Ecco. Perfetto, veramente bravi, eccoli qua. Complimenti. Non voglio vedere cosa Andando a passeggiare. Non ti fastiggiare. Tipo quello delle macchine. Hai visto quel film della macchina nera italiana? Che va alla testa. Quando? No, ne avevo visto un altro italiano. Opla, e di nuovo un'altra bellissima rappresentazione di questi cavalieri. Adesso dovrebbe essere il turno del signor Lilliu Giulio insieme a Puzzolu Gabriele, tutti e due di Monserrato. Vediamo un po' questa farina. Ecco, sono partiti, vediamo che numero ci offriranno. Solo Gabriele. Bellino. No, di Monserrato. Vediamo. Dovrebbe partire adesso, ci dimostra, complimenti, veramente bravo, eccolo qui in piedi su quel compagno. E come si siede adesso? Voglio vederlo come si siede. Scemo. Nell'altro se ne scappa, scusa. Dia da voi le gambe, sì. C'è le briglie. La ritorna con il cavallo. Che bello, sì. Mi vedeva strano. Come ti vedevano di quel caso? Mi si è fatto nuovo passaggio di prima.
Questa volta sono in due, signor Azzeri Paolo e Azzeri Quinto. Un applauso, complimenti, veramente bravi. Dai. E sono di quarto Sant'Elena, complimenti, un applauso a questi bravi cavalieri. Questa cosa non si fida. Questi ripetti sono sempre uguali. Titia. Ti immagini a Cicciolina su Andare vuole me, sempre spogliata. Ah, invece di spogliarsi e vestirsi sarebbe un rebus per lei perché non ci riesce a fare quello. Lei sarebbe spogliata e vestirsi per lei è un rebus. Io voglio più questa mascherina, sta vestendo questa. Sono tutti bambini per questo. Piccolo spogliarello. Eccolo qui, piano piano sta per perdere tutto, veramente bravi, complimenti. E poi si deve stare guardando duro, si molto spesso. Molto bravi anche questi cavalieri. Eccolo che ripassa, un applauso allo spogliarellista, complimenti. Bisognerebbe far pagare per questo spettacolo, Non mi dispiace se russo, veniamo da roba. Guarda quello del Un applauso a questi cavalieri. Eccolo un altro. No, con questo spettacolo si dovrebbe far pagare, perché non vanno donne di questi russi e quelli di Devi essere proprio brava adesso. Guarda, frate. Che poi è uno. Vai Gianna. Aiuto! E giovani, non è Vanessa, è Paola. Ciao ciao. Ho messo anche calzini in campo. Pregherei Antonio, per cortesia i nomi ripetili almeno 2 o 3 volte, grazie. Allora adesso dovrebbero partire i cavalli di San Giovanni su Erge, precisamente montati dal signor qua, stanno arrivando, eccoli, che bravo, guardate un po' che meraviglioso. Eccoli che stanno ripassando, un applauso, veramente bravi, complimenti a questi bravissimi cavalieri. Umanamente impossibile sempre. Deve croccare il suo quadro. Eh?
Giocato guarda. E una con dei cavalli. Oh. Ecco, veramente bravi, applausi. Deve essere esatto, se no non avete schizzato. Tu guardi a Rai. Esatto, passato. Ma guarda che lui pure il cavallo, ce l'ho due volte sempre a Varto. Lui vive per il cavallo. No, non gli piacciono basta noi hanno 2 volte in trasferta, 2 volte lo curno, 2 volte lo fanno studiato. Ebbene, cosa deve prendere? Un applauso, ecco, ricordo i cavalieri sono Vitale Tatti e il figlio Alessio, tutti e 2 di Sacra, complimenti. Parte di nuovo il gruppo di Norbello con un altro, ci dovrebbe essere Bene Stefano, sono comunque in 4, ecco un po'. Questo è più bellino dell'altro, che altro sono della casa. Questa è bella come una foto di gruppo. Tipo le nostre. Una foto di gruppo. Dai che non è preso, no. Stanco, non ci dà, non ti discutendo, tranquillo, se no si manca se andare rosso. Un applauso a questi bravissimi cavalieri, complimenti, veramente grazie. Mentre questi si avviano verso l'arrivo, partono altri 2 di San Giovanni su Ergio, e precisamente il signor Ennas Luciano e il signor Ucchello Umberto. Ecco, vediamo un po' cosa ci prepareranno. Una cosa da coppare qua. Io è stato così alto, non fa. Un applauso a questi 2 cavalieri. Piano. Non è successo niente, un applauso, ecco dai che meritano un applauso di incoraggiamento a questi bravi ragazzi. Però sarà pure a Giuseppe Morano, che fa merda.
del bambino. Là. Uno viene guidato da Alberto Ottavi. Che prova è? E l'altro era sempre Alessio Ottavi. Un applauso di nuovo, complimenti, ecco, come vedete non hanno perso il coraggio e ci hanno riprovato, mostrandoci uno spettacolo molto gradevole. Complimenti. Eccoli, coraggio. Eccoli che ripassano. Un applauso con Vitale Tatti e Marco Onnis, i due cavalieri. Complimenti. Vediamo un po', eccoli, uno dei due cavalieri è in piedi sul cavallo, addirittura senza bassetta. Sistema che doveva fare. La bambina l'ha portata. Eccoli, sono passati di nuovo in questo momento. Complimenti anche a questi bravissimi cavalieri. Il signor Melis e il signor Meloni. Opla, eccoli qua, complimenti, veramente bravi. Stanno regalando un po' di sacca anche agli spettatori, potrebbero applaudire un po' di più, forse per questo. Capitano queste cose. Dai, io dico, dai. Cavando una su un po' come stai vedendo, cioè, non hai che stai per terra, che già si vede. Basta, adesso ce ne andiamo. Come si fa a Poi stiamo parlando di qua, signor Rosario Gemiliano, cosa facciamo? il signor Ma non fanno ancora Varese. Ciao, si ciao. stanno informando che il signor Usai farà la parte di Miss Italia. Vediamo un po'. Dagli applausi e dai fischi giudicheremo se veramente è Miss Italia. Comunque complimenti a questi cavalli e ai loro cavalieri, un bel applauso. Coraggio, dai, riscaldiamoci un po' le mani che c'è un po' di freschetto, dai, coraggio. Vediamo un po', ecco qua Miss Italia. Accidenti!
questi bravi cavalieri. Eccoli che sfilano, fratelli Mele e Di Norbello. Eccoli, andate da corsa, sono riusciti a togliere la stella di Un applauso, dai! Un applauso a questi cavalieri, coraggio! Eccoli che ripassano. Un applauso a questi cavalieri di Salvo. Dei giovani cavalieri, le nuove promesse dell'equitazione sardarese. Eccoli, un applauso, coraggio, un applauso a questi bravi cavalieri. Bene, bene. Eccoli che ripassano, un applauso, coraggio a questi promettenti cavalieri. Due cavalieri della Giara, diciamo che questa è la famiglia Tatti al completo. In questo istante uno dei due cavalieri, della Giara, è il signor Burru Antonio. Uno dei due bambini era appunto Burru Antonio, che non erano in 30 anni.
ci hanno sudato in questo momento, Tati Alberto, Tati Vitale e Murru Antonio. Eccoli che ritornano. Abbiamo Murru Antonio, Tati Alberto e Tati Vitale. Un applauso, coraggio, riscaldiamoci un po' le mani, dai. Miss Italia si è già sposata, non c'è più. Miss Italia è rientrata dai suoi panni quotidiani. Ha preferito non rischiare, le proposte erano tante. Ecco che risfila il gruppo di quarto che ha inscenato prima appunto Miss Italia. Ecco, la Miss Italia è quella che adesso è in piedi dietro il cavallo. Un applauso, coraggio, bravi così. Bellissimo applauso a questi cavalieri che hanno fatto sì che questa manifestazione si potesse svolgere. Giovani cavalieri. Un applauso a questi giovani cavalieri, veramente bravi, soprattutto con le pariglie, bravi. Ecco, sfidano adesso il gruppo di Sant'Andrea Frius. Un applauso anche a questi bravi cavalieri che ci hanno dato modo di assaporare una giornata diversa. Oh, ma state attenti, buoni, piano, piano. E questo sicuramente un applauso anche ecco due bravi cavalieri di quarto che si stanno divertendo un po', veramente bravi. Ecco un cavaliere di Sardara. Complimenti anche a questo cavaliere di Sardara, mentre vediamo sfilare un altro gruppo di quarto, un altro gruppo di cavalieri di quarto. Complimenti anche a loro, grazie per il meraviglioso spettacolo, molto bravo. Un applauso a Miss Italia. Meno male che Miss Italia non è così. Ecco un altro gruppo di Sardara. Un applauso a questi bravi cavalieri, coraggio, scaldiamoci le mani, dai. No, sarà bene.
Ecco un gruppo di gusti. Un applauso anche a questi bravi cavalieri, grazie anche a loro per la loro gentile presenza, grazie. Ne arrivano altri due. Un applauso anche a questi cavalieri. Un applauso di nuovo a questi cavalieri. Miss Italia di nuovo che sfila, il gruppo di Sardara è appena passato, un altro cavaliere di Sardara, quarto, gruppo di quarto, col cavallo